Eccoci insieme anche oggi, è un periodo in cui stiamo dedicando attenzione a Mestre. Mestre è come comunità che ritengo personalmente in questo momento tra le più vivaci della scena veneta. Insomma, e in questa scena mestrina abbiamo anche una sorta di nouvelle cuisine di cui ospitiamo un esponente di spicco, vale a dire Davide Marchiori, chef, che sta conducendo attraverso l'Osteria Plippe un'interessante esperienza di rapporto fra ristorazione e prodotti del territorio, quella che in gergo si chiama filiera corta, che però spesso e volentieri è più sulla carta che nella realtà. Partirei però da quello che si legge nel sito del locale, perché è interessante. La nostra è una storia vera, una storia di cadute, intoppi e di grande riscatto professionale per molte persone che a questo progetto hanno creduto. La sintesi sta nel piatto. Richiedenti asilo o persone con disabilità che da un paio di anni a questa parte, da veri e propri outsider della ristorazione, sono riuscite insieme a noi a ritagliare uno spazio che sta dando molte soddisfazioni, come testimonia il sorriso dei clienti. Ecco, questo luogo che nasce all'interno di una ex centrale del latte, che doveva essere il centro dell'economia alternativa, poi le cose insomma vanno anche in maniera diversa. Oggi cosa è per quanto riguarda in particolare il rapporto con il territorio e i suoi prodotti? Beh, innanzitutto buongiorno. È un luogo intriso di cibo, quello sicuramente. Ogni angolo della nostra struttura parla e racconta storie di cibo. Possono essere oggetti, possono essere piatti, possono essere materie prime o prodotti del territorio direttamente arrivati dal campo. Dicevi prima, è una storia di cadute. L'ho letto. Sì, no, beh, no, difatti, sì, perché comunque la mia brigata di cucina, io in primis ho avuto le mie cadute, le mie resurrezioni, ma anche i ragazzi che lavorano con me, appunto, richiedenti asilo, ragazzi migranti, persone che comunque hanno fatto delle scelte in cui sono messi in discussione, magari anche in maniera un po' incosciente, no? E quindi nel momento in cui si fanno le cose, ci si butta, sicuramente ci possono essere dei momenti, qualche sbavatura, no? Però alla fine ciò che viene percepito dai nostri clienti è l'impegno, l'onestà nella produzione del piatto, perché hai citato la nouvelle cuisine. No, ma è una battuta insomma, che si fa, insomma, sì. Poi si parla di cucina, quindi non è che siamo usciti dal seminato. A volte osiamo anche noi, sì, però quello che cerchiamo di fare è di essere comunque semplici nella nostra preparazione, anche perché semplici sono le nostre basi, quindi non vogliamo essere diversi da ciò che siamo, non raccontiamo una storia che non è. E lavorando molto sull'artisan food, quindi produciamo tutto noi, andiamo a reperire le materie prime, appunto, facciamo un esempio degli ortaggi biologici di stagione del territorio, quindi il concetto dal campo alla forchetta, come si dice negli Stati Uniti, lavorando solo sulla stagionalità e molte preparazioni che i nostri clienti magari sono abituati a percepire come industriali, parliamo del burger per esempio, noi produciamo il pane, produciamo il ketchup, lavoriamo la carne, insomma cerchiamo di metterci del nostro, di metterci un po' più di fatica magari ed ottenere però un prodotto che quando esce è fonte di soddisfazione per tutti coloro che l'hanno preparato. Ecco, vedo che voi rifiutate le etichette, voi dite noi facciamo cucina così come ci piace. Oggi sì. Quanto conta l'etichetta nel food? Beh, purtroppo come in tutti gli ambiti etichettare è uno sport che piace a molti, no? Quindi nel calcio c'è il sarriano e l'allegriano e nella cucina c'è lo stellato, l'osteria, la trattoria e quant'altro. Noi abbiamo voluto chiamarci osteria nonostante alcuni codici non siano quelli dell'osteria, perché l'ambiente non è proprio da osteria, il servizio non è proprio da osteria, lo sappiamo, quindi magari qualcuno entra e leggendo osteria si trova spiazzato e dice no, io mi aspettavo il vino sfuso, la fiaschetta, eccetera. Ma quello che noi poi facciamo nel piatto alla fine è un piatto di osteria, magari un po' vestito a festa, però sono piatti semplici, di facile percezione. E quindi non saprei se siamo un'osteria, un ristorante, eccetera. Siamo un posto dove si può mangiare un po' di tutto, preparato con onestà e
e con una preparazione artigianale. Poi ovviamente non si può piacere a tutti e non ha neanche nessuna utilità cercare il consenso plebiscitario ovunque e anche con il cliente finale per noi. Ecco, il rapporto con il territorio è un rischio? Voglio dire, dicevo prima che si parla tanto di filiera corta, poi agriturismi a parte che lo devono fare per norma, insomma, nella ristorazione spesso si va sul sicuro, perché il territorio produce tante cose buone, insomma, bisogna conoscerle, bisogna andarle a cercare. Ecco, l'offerta del territorio veneziano, Interland di Mestre, è sufficiente? Sì, sì, sì. E qualitativamente all'altezza? Sì, sì, abbiamo paradossalmente, anche se la percezione è quella di città post-industriale, comunque città industriale o turistica, storica di Venezia. Beh, anche il vostro locale è industrial. Sì, esattamente, è industriale come arredamento, ma effettivamente ci sono delle culture estesissime nell'Interland, nella campagna, e veneziana e trevigiana, ma anche nelle isole, che comunque rendono il territorio piuttosto variopinto e comunque decisamente florido da quel punto di vista, e anche gli agricoltori della zona, vuoi quelli con produzioni ecosostenibili come il biologico, ma anche quelli che lavorano in lotta integrata, e ne conosco diversi, lavorano in maniera molto onesta e valorizzano anche la biodiversità, magari, che molti invece nella concezione della coltivazione intensiva non fanno. Quindi non so, il broccolo fiolaro, il radicchio tardivo, anche se il radicchio tardivo ormai è diventato un prodotto di vasta scala, il cavolo nero, le biete colorate, i radicchi da taglio, tutte queste cose qui sono comunque disponibili in quantità decisamente buone per la ristorazione, volendo, ma anche per il mercato. Quello che dico è, certo, è difficile poi parlare con il cliente che entra da te e ti chiede la zucchina ai ferri in gennaio, no? I piselli piuttosto che gli asparagi, però è anche vero che poi con il cliente avvii una dialettica che porta il cliente ad ammonirti se magari hai gli asparagi ai primi di marzo e ti dice fa ancora freddo, io non li ho trovati, tu dove li hai trovati? E te lo chiede lui. Quindi anche il cliente, nel momento in cui passi una comunicazione in cui tu utilizzi appunto prodotti del territorio, va da sé che si aspetta poi una risposta del genere. Quindi dal limite, come poteva essere qualche anno fa, in cui non hai peperoni, non hai peperoni, no? Diventa un plus valore che viene comunque apprezzato dai clienti del nostro target, poi, che non è né il target stellato, ma neanche il target da mangioteca. Ecco, il boom del cibo in televisione piuttosto che sulla rete aumenta la consapevolezza del cliente, oppure, come succede anche in altri settori, invece di guardare con rispetto e cercare di capire, pensiamo di saperne sempre di più, in questo caso del cuoco o dello chef? Anche in questo caso, quando un messaggio passa attraverso molti canali, diventa un fenomeno di massa, da un lato aumenta la percezione, dall'altra può creare degli equivoci, e questo però è fisiologico nel momento in cui ci sono dei canali tematici, dei siti molto frequentati, molto letti. Se pensiamo che i dati di AudiWeb danno Giallo Zafferano, che comunque è un sito di massa, un sito popolare, ma talmente di massa che mi sembra sia il 6° o 7° sito più visitato in Italia. Quindi rendiamoci conto. Questo fa bene alla cucina? Questo fa bene. Non siamo noi che dobbiamo determinare, secondo me, cosa è giusto, cosa è sbagliato rispetto alla percezione del cibo. Sicuramente, devo dire la verità, anche il cibo di massa, seppur a volte con delle iniziative di maniera e puramente di visibilità, però anche il cibo di massa sta cercando di diversificare la filiera. Noi pensiamo, ho visto l'altro giorno una pubblicità da qualche parte dove c'è il McDonald's con il Montasio, l'Asiago, con il formaggio Asiago montato. Pensiamo noi, non dico 20, ma neanche 10 anni fa, non avremmo mai potuto pensare di vedere
un McDonald's con il formaggio, non mi ricordo sinceramente comunque, se fosse Asiago o Montasio, un formaggio però del nostro territorio. un formaggio del nostro territorio, quindi vanno a diversificare la proposta. Per quanto io non ci metta piede, e lo vieti anche a mia figlia, però è un segnale che il messaggio del territorio, della filiera, è passato forte. Poi, ripeto, sta all'intelligenza delle persone e alla capacità di capire dove si va a parare, riconoscere il prodotto veramente sano e il prodotto industriale travestito da... Ma questo, come dire, sta nelle cose. Devo dire che questa diffusione del mondo della cucina a 360 gradi, pur con le sue controindicazioni, perché adesso anche i clienti sentono il diritto di fare recensioni, critiche, anche a volte magari poco opportune, a volte consapevoli, ma anche poco opportune, quindi tutti diventano dei piccoli critici gastronomici, ma alla fine il cibo è una passione sana. Io dico sempre, drogarsi è peggio, quindi alla fine meglio interessarsi a un filone culturale come il cibo, con tutte le sue sfaccettature, ma come la musica, come l'arte, no? Ci sono i quadri di pregio, c'è la pop art, ci sono i crostoni, ma alla fine tutti hanno un quadro appeso alla parete in casa a prendere la casa più bella. Non sta a me giudicare se fanno bene o male. Se piace il crostone si mettono il crostone, insomma. No. Certo. E grazie a Davide Marchiori, chef. Insomma, per chi vuole conoscere la sua filosofia, l'indirizzo è quello dell'Osteria. Ma soprattutto mangiare. Sì, parliamo di filosofia gastronomica, perché qui ne abbiamo parlato, ma insomma, poi bisogna anche verificare sul campo, al palato. Grazie a lui, grazie a voi, alla prossima. Grazie.